Siamo qui davanti alla sede dell'ESU di via San Francesco, l'azienda regionale per il diritto allo studio, in una delle diverse mobilitazioni indette dagli studenti sia universitari sia di scuole superiori per rivendicare il diritto allo studio. Gli appuntamenti sono iniziati questa mattina alle 8 con diversi presidi davanti alle scuole superiori. Proseguono adesso con questo presidio e alle 14:30 con una assemblea pubblica in Prato della Valle per concludersi poi alle 18 con il presidio davanti a Palazzo Bo. Io sono Riccardo Fasano dello Spazio Catari e della collettività studentesca che ha organizzato questo presidio per richiedere l'eliminazione della figura dell'idoneo beneficiario che è stata costituita dal fatto che Regione e Università non hanno stanziato i fondi necessari per coprire tutte le borse di studio delle persone idonee secondo i criteri stabiliti dalla Regione e Università stesse. Noi vogliamo un'università e una città inclusiva che non può continuare a essere la città in cui gli affitti costano troppo per studenti a basso reddito e in cui bisogna essere costretti ad essere sfruttati per mettersi una vita normale. L'ESU deve venire incontro come non ha fatto sulla questione delle case, deve farlo la Regione appunto stanziando i fondi necessari, perché non è possibile che ci siano 2500 persone, ripeto 2500, che pur avendo diritto a un sostegno economico non ne hanno di fatto l'accesso perché la Regione ha deciso di stanziare i fondi in altre iniziative. The university calculates the ESA number of international students, Iranian students, was a round number. €1 is equal to 5.5 as a real. I will not. Ciao a tutti, tutte e tutto. Io che sto scrivendo questo intervento mi chiamo Virginia e sono una borsista e non sono la persona che sta leggendo ora in piazza, perché purtroppo anche questa volta l'ansia e la paura del microfono hanno avuto la meglio. Volevo però raccontare in breve la mia storia, quindi ringrazio un compagno che stanno leggendo ora e proseguo. Sono al secondo anno magistrale, sono idonea beneficiaria della borsa, ma idonea non beneficiaria della residenza, perché per quanto io rientri nei discutibili criteri dell'ESU, non c'erano abbastanza posti, come al solito. Quest'anno però si è aggiunta una novità al nostro Ateneo. È comparsa una nuova figura di vecchia conoscenza in realtà, la persona idonea non beneficiaria della borsa. Le persone idonee non beneficiarie della borsa lo hanno scoperto venerdì 11 novembre, con un anno accademico ampiamente iniziato e con contratti d'affitto, quando trovati, ampiamente firmati. Lo hanno scoperto l'11 novembre aprendo un PDF e scorrendo fino a poco meno della metà del file, dove accanto al proprio numero di matricola hanno trovato il fuoco. Una cella bianca, perché il nostro Ateneo non ha avuto neanche il coraggio di chiamare queste persone idonee non beneficiarie della borsa. Le ha semplicemente lasciate con davanti un foglio bianco, bianco e vuoto perché è privo di risposta. Sì, cosa si dà a queste persone? Le si lascia con davanti un foglio bianco, che può voler dire tutto o niente, ma che nella maggior parte dei casi porta le persone coinvolte ad una soluzione migliore, ovvero mollare. Perché su cosa può basarsi una matricola alla prima esperienza fuori casa, con un ISEE basso, che è riuscita a trovare una doppia a €400 spese escluse e che ora non può contare neanche su quella borsa, che, spoiler, non permette di pagare neanche l'alloggio, considerando le utenze che si prospettano nei prossimi mesi.